tra ieri e questa mattina le domande. I candidati sindaco hanno ricevuto le domande tra ieri sera e questa mattina, quindi hanno avuto modo di prepararsi. Mi sono preso questa responsabilità di dare le domande prima, non solo perché si possano preparare, perché il tempo che hanno a disposizione è molto limitato, ma anche per evitare che qualcuno avesse le domande magari dietro corruzione del sottoscritto. Quindi tutti quanti, nel pieno rispetto della par condicio, avete avuto le domande prima, quindi questa sera se li sentirete particolarmente brillanti e preparati perché le domande le sanno. Non so se riusciremo a farle tutte perché le domande anche arrivate dai cittadini sono numerose. Per quelle generali abbiamo a disposizione 2 minuti per ognuno dei nostri candidati. Le altre, quelle selezionate dal pubblico, avranno 1 minuto a testa. Cerchiamo di non perdere tempo, così avremo più risposte possibili. Stiamo aspettando le 20:40 per iniziare lo streaming sul sito del giornale L'Arena. Dopodiché sabato sera alle 20:40 ci sarà la replica di questa serata in differita su Telearena. Chiedo in sala, mi sentite bene? Sì, in sala si sente bene, qui invece c'è un po' di rimbombo, ovvero dovete sentire un po' la mia voce. Chiedo al regista se mi si sente bene. Franco, mi si sente bene? Allora tengo il microfono un po' lontano, alzo un po' la voce perché mi sentono loro, così mi sentite anche voi. Fra 5 minuti partiamo. Sì. No, per le riprese. Penso che dobbiate restare così. Adesso peschiamo chi comincerà. Allora, numerati 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'ordine di lista. Peschiamo un numero, quello sarà il primo a rispondere. Il giro successivo, il primo diventerà l'ultimo, quindi si comincerà da quello successivo. Allora, a chi facciamo pescare il numeretto? C'è un bambino? No, bambini per fortuna hanno di meglio da fare stasera. Chi pesca? A Poli, vieni a pescare il numero. Gianluca. Allora, ci fidiamo della signora? Allora, ha pescato il 4. Il primo a rispondere sarà il numero 4, che è Attilio Gastaldello. Al secondo giro di domande Attilio Gastaldello sarà l'ultimo. Il primo sarà Perbellini. Allora, sapete, è vero che qui a San Giovanni si fa il tifo per Perbellini, perché se diventa sindaco farà una grande risottata e tutti quanti potranno dire almeno una volta di aver mangiato da Perbellini. Era una battuta. È bravo che a fare il risotto. Allora, vediamo quanto manca. Mancano 4 minuti. Franco, tu dacci il via. No, la domanda le faccio adesso. Sono quelle che avete ricevuto. Le domande sono quelle. Ecco, se evitate di leggere le risposte sul microfono. Allora, il primo, ecco qua. Poi ve lo passate. Prova. Va bene? Benvenuti a San Giovanni Lupatoto. Questo è un incontro importante per quello che è uno dei più grossi comuni della nostra provincia, uno dei 2 comuni che andranno al voto con il doppio turno di ballottaggio. Questa sera abbiamo qui con noi il prossimo sindaco di San Giovanni Lupatoto, perché abbiamo qui tutti e 6 i candidati per le elezioni di inizio giugno e poi eventualmente, se nessuno di loro raggiungerà il 50% più 1 dei consensi, ci sarà un turno di ballottaggio. Ve li vado subito a presentare i nostri
candidati sindaco per San Giovanni Lupatoto, li presentiamo nell'ordine nel quale appariranno in lista. Al primo posto della scheda elettorale troveremo Remo Tajoli, 66 anni, medico. Al secondo posto Andrea Chieppe, 40 anni, tecnico elettronico industriale. Al terzo posto Daniele Turella, 48 anni, funzionario comunale a Verona. Al quarto posto Attilio Gastaldello, 53 anni, avvocato. Al quinto posto Alessandro Perbellini, 48 anni, architetto. All'ultimo posto Federico Vantini, 37 anni, architetto. Non perdiamo tempo perché le domande sono molte, alcune le abbiamo preparate con il comitato organizzatore di questa serata, altre sono state inviate dai cittadini di San Bonifacio. Ne abbiamo selezionate alcune cercando di garantire a tutti equità, nel senso abbiamo tolto quelle domande che avrebbero potuto avvantaggiare o svantaggiare qualche candidato e quindi abbiamo comunque toccato varie tematiche su questo comune, su San Giovanni Lupatoto. Cominciamo con la prima questione sui lavori pubblici. Il primo a rispondere sarà Attilio Gastaldello, è stato pescato il suo numero prima, poi a scalare risponderanno gli altri nelle successive domande, in modo che nessuno è sempre primo e nessuno è sempre ultimo. Per la finanza pubblica sono tempi difficili, pensare a grandi infrastrutture sembra impossibile. Quali sono le sue idee di lavori pubblici e come intende finanziarle? 2 minuti di tempo. Può restare seduto, può restare seduto. Sono felice di così larga partecipazione perché tutto sommato vuol dire che queste elezioni suscitano realmente molto interesse e che la popolazione è interessata assolutamente a quello che succederà nei prossimi anni di amministrazione comunale. Sulla finanza, a mio parere, si gioca la capacità di governare della prossima amministrazione. Fate attenzione perché non è vero che abbiamo un tesoretto nelle casse. Quei 12 milioni di avanzo non sono 12 milioni, e questo è il primo dato, in realtà sono 2 milioni perché il valore 12 milioni dipende soltanto da una diversa classificazione. Da quest'anno necessariamente, lo scorso anno, cioè 2015, era in sperimentazione, si doveva passare da quest'anno necessariamente, ripeto, alla nuova contabilità armonizzata, e con la nuova contabilità c'è una nuova classificazione. Se qualcuno pensa di fare un programma sui 12 milioni, l'ho detto alla radio sempre recentemente in un'intervista, a mio parere racconta delle frottole. Dicevo, sulla finanza pubblica si misurerà la capacità di questo governo locale e vi dico immediatamente alcune cose che frequentando il Consiglio Comunale si vengono a sapere. Gastaldello, a 20 secondi un'idea di lavori pubblici. Ma dico subito, il problema della riscossione dei residui cancellati sono più di 5 milioni. Noi l'abbiamo risolto nel nostro programma e l'abbiamo risolto anche, ad esempio, con degli istituti nuovi, l'articolo 24 del DL 133 del 2014 che permette il baratto amministrativo ed è un istituto di partecipazione attiva. Ma non solo, abbiamo anche individuato... Abbiamo finito il tempo, Attilio. Magari aggiungerà alla prossima domanda. Idee di lavori pubblici e come finanziarli? Se qualcuno mi cede qualche secondo, volentieri, perché anche in Consiglio Comunale mi bloccavano. Grazie. Perbellini? 2 minuti a partire da questo momento. Prova. Posso andare? Allora, in tema di lavori pubblici io ritengo prioritario prevedere il recupero e il rinnovamento di tutti i plessi scolastici. Prioritariamente voglio investire sulla scuola, prioritariamente voglio investire le risorse che avrà il Comune di San Giovanni Lupatoto sui ragazzi, sui nostri giovani. Voglio migliorare le scuole, voglio che tutti i nostri ragazzi frequentino delle scuole moderne e che abbiano tutti i requisiti necessari per poter studiare in tranquillità. Inoltre, nel merito di come si riesce e quali idee ho in materia di trovare finanziamenti, voglio istituire un ufficio preposto nel Comune di San Giovanni per
che vada alla ricerca di finanziamenti. Vi dico che l'ho già fatto, nel senso che nei mesi scorsi sono riuscito insieme al Comune di Verona e al Sindaco di Verona Flavio Tosi a inserire il Comune di San Giovanni Lupatotto. Io sono stato parte attiva in questa cosa come autorità urbana che avrà la possibilità di recuperare una parte dei 77 milioni di euro che sono stanziati dall'Europa, e 12-15 milioni di euro dovrebbero arrivare all'autorità urbana composta dai comuni di Verona, San Giovanni Lupatotto, Buttapietra. Questi 12-15 milioni di euro dovrebbero arrivare negli anni successivi, e anche attraverso l'intervento di San Giovanni Lupatotto, in questo caso il mio intervento, è stato possibile inserire e avere questi contributi. Con che finalità? Le finalità sono tre. Come si potranno utilizzare questi soldi? In temi sociali si potranno utilizzare per quel che riguarda il minore inquinamento legato a mezzi pubblici, e si potranno utilizzare per ristrutturare alloggi ATER E basta. da assegnare alle fasce deboli. Benissimo, grazie. Stessa domanda per Vantini: quali lavori pubblici e come finanziarli? Io credo che la mia amministrazione sia stata marcata per tre lavori pubblici che volevano dare un'identità chiara a San Giovanni Lupatotto. Un attimo, le stanno regalando dei secondi, dopo non vorrei che... Facciamo 1 minuto e 57 per me. Prego. Tre lavori pubblici che sono identitari del nostro programma amministrativo, li abbiamo detti nel 2012 e vogliamo dirli ancora nel 2016. Una nuova scuola, il bicigrill e la biblioteca. La nuova scuola, siamo chiarissimi, la spostiamo dalla Pindemonte, abbiamo fatto un'indagine demografica, la vogliamo portare nel nuovo comprensorio della Scangrande, tra il palazzetto e l'asilo nido. È una scuola per la quale avevamo anche ottenuto uno sblocco di patto in momenti di difficoltà di cassa di 2,5 milioni, proprio per realizzare quel tipo di scuola, che è una scuola integrata, perché l'indagine demografica poi ci ha detto che in realtà non c'era bisogno di una scuola elementare, ma i numeri a San Giovanni Lupatotto ci dicono che c'è bisogno di una scuola dell'infanzia. Noi l'abbiamo fatta, l'abbiamo progettata e abbiamo inserito anche un progetto per l'integrazione dei disabili, e quindi anche lì una scuola modello. Il bicigrill al Parco dell'Adige, per valorizzare il Parco dell'Adige. Come? Con il progetto originale, un project financing. Avevamo una donazione in campo, la donazione è morta, oggi ritorniamo all'origine, quindi un project financing, come fanno in tutti i comuni. Tu realizzi il bicigrill, ti viene data una concessione per la gestione del bicigrill in tot anni, e con quella concessione lì realizzi il bicigrill e quindi dai valore al Parco dell'Adige. Ma soprattutto, ed è il motivo anche per il quale mi sono ricandidato e ho avuto il sostegno anche del gruppo, è la biblioteca. Cioè, noi abbiamo bisogno di ridare valore al centro storico di San Giovanni Lupatotto, e lo possiamo fare solo se nel centro storico rinsegniamo uno spazio sociale che è diverso da quello che abbiamo oggi. Oggi abbiamo l'arroganza di chiamarla biblioteca, ma nessuna amministrazione ha mai pensato alla biblioteca, perché quella che abbiamo è stata donata dal legato Garofoli nel 75. Nessuno mai ha pensato a una biblioteca, che è uno spazio straordinario per le associazioni, per i ragazzi che tra 18 e 30 anni studiano all'università e oggi sono lì dentro. Noi vogliamo ridare identità a San Giovanni. Grazie. D'altra parte in questi primi giri è un po' facile che i nostri interlocutori debbano un po' prendere le misure con i 2 minuti. Remo Tajoli, stessa domanda. Rimanga pure seduto, grazie. Buonasera a tutti. Per quanto riguarda i lavori pubblici, il mio programma prevede fondamentalmente 2-3 cose. La prima è un'area festival dove predisporre delle attrezzature, un palatenda, dove sia i giovani che gli anziani possano frequentare per passare il loro tempo del divertimento. Un altro punto importante riguarda invece la scuola Pindemonte. Il nostro programma prevede che le scuole siano localizzate, le scuole del capoluogo, nell'area che c'è tra il Buon Pastore e
le attuali scuole, quindi la Cangrande e le medie che ci sono in via, diciamo, quelle nella parte alta del paese, e quindi in quell'area noi prevediamo che siano fatta la nuova scuola, quindi le nuove aule che serviranno. Nella sede dell'attuale scuola noi prevediamo che ci sia invece dell'attuale scuola Pindemonte che venga trasformata in biblioteca, in centro culturale, perché come si è detto anche questa sera, la difficoltà di mettere mano a questo progetto è legato in parte anche al fatto che non ci si può spostare dal centro di San Giovanni Lupatoto. Quindi scuola Pindemonte nell'area delle scuole, nel sito dove è previsto che tutte le scuole vengano edificate, dove ci sarà un'adeguata circolazione, cioè cercando di adattarla al tipo di finalità che avrà quell'area. Benissimo, grazie Taioli. Anche per Chieppe stessa domanda. Buonasera a tutti. Noi siamo molto più semplici per queste cose. Finanziare l'ufficio che si occupa di reperire fondi in comune già c'era già una persona predisposta, non sono mai stati comunque trovati questi fondi europei. Noi del 5 Stelle siamo contenti perché abbiamo già una struttura che funziona, nei comuni 5 Stelle questi fondi sono già stati reperiti e utilizzati, quindi non abbiamo preoccupazione nel reperire fondi. Altri fondi si potranno reperire solo riducendo la spesa, basta pensare, vi faccio un esempio semplice così possiamo capirlo tutti, spendiamo circa 11.000 euro l'anno per l'acquisto di software. I software ci sono liberi, open source, in rete, si possono prendere gratuitamente, sono già 11.000 euro risparmiati dall'amministrazione pubblica che si possono utilizzare in 1000 altri modi. Altre cose per le infrastrutture, noi non possiamo dire noi faremo, noi vogliamo fare questo o quell'altro, ci sono un sacco di proposte, istituiremo, modificando il regolamento comunale, le consulte popolari e le utilizzeremo. Queste consulte popolari ci permetteranno di ricevere proposte dai cittadini e anche di sapere cosa vogliono i cittadini, se c'è un effettivo bisogno di queste super infrastrutture, anche la biblioteca, perché se andiamo a vedere anche il BC Grill è bello da vedere, però passa per questo project financing, che a me non piace perché è inglese, siamo italiani, è un progetto di finanza. Il progetto di finanza per l'Osservatorio Ambiente e Legalità di Venezia, nello studio dell''ndrangheta, corruzione e cemento, lo scoraggia perché è una trattativa segreta. Fino a che non viene stipulato il contratto, tutta la trattativa che passa è segretata, perché è una trattativa privata, non è più una trattativa pubblica e trasparente come dovrebbe essere. Bene, quindi grazie. eviterei queste forme per i cittadini, per tutti noi. Grazie. Turella. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Io indico le opere pubbliche che vogliamo realizzare prioritariamente e che abbiamo già lanciato nel programma in occasione del lancio della mia candidatura avvenuto a metà gennaio. Noi vogliamo realizzare una nuova scuola nella zona dell'asilo nido attuale, c'è un lotto di terreno di circa 8.000 metri quadri, vogliamo fare una scuola integrata tra scuola elementare e scuola dell'infanzia, così si liberano spazi didattici per le Cangrandi e anche per le Giovanni XXIII. Inoltre si realizza un compendio scolastico, una cittadella della scuola, che vede tutti gli ordini di istituti a partire dall'asilo nido fino alla scuola media che sta all'angolo di via di Cadei Sordi, con in mezzo il palazzetto dello sport, che è una struttura che può essere così utilizzata anche per l'attività motoria degli alunni. Seconda opera è la ristrutturazione della scuola Pindemonte, creando un polo culturale e trasferendoci la biblioteca. Poi
Vogliamo recuperare la ex scuola di Raldon, quella in via Scaeole, per realizzare al piano terra spazi civici per i raldonati e ai piani superiori appartamenti protetti per gli anziani autosufficienti. Per ultimo, ma non ultimo come importanza, cito la realizzazione della Cittadella dello Sport, è un progetto di cui si parla da almeno un decennio. Noi abbiamo le idee, ci sono, io la penso diversamente da altri colleghi, le risorse ci sono e possiamo realizzarla nel giro di un'amministrazione. Abbiamo presentato sabato scorso il progetto che dà una traccia al fine anche di evitare errori che si sono fatti nel passato, tipo costruire il bocciodromo in zona industriale oppure la Baita degli Alpini in una zona che non c'entra nulla con quel compendio lì. Altre sistemazioni riguardano sempre la frazione di Raldon, la riqualificazione di Piazza De Gasperi, di Via della Vittoria e di Via della Pace. Grazie. Benissimo, abbiamo concluso questo primo giro. Il primo a rispondere, riprendiamo ora, il primo a rispondere sarà Perbellini, con il quale parliamo di sicurezza. Lei ritiene San Giovanni Lupatotto particolarmente sicura? Quali idee propone per renderla eventualmente più protetta? 2 minuti anche per lei. Allora, in termini di sicurezza, è chiaro che le città oggigiorno, o meglio i cittadini, sentono le città poco sicure. Quello non ci si può nascondere da questo aspetto. E quindi la città ha bisogno di un intervento di un'amministrazione e un'amministrazione seria deve dare delle risposte in termini di sicurezza. Il nostro programma in termini di sicurezza prevede prima di tutto un'implementazione della videosorveglianza. Allora la videosorveglianza la riteniamo molto importante e implementare le telecamere in maniera che chi è malintenzionato si senta sicuramente controllato. Il nostro programma prevede inoltre l'attivazione del cosiddetto Smart City. Allora, Smart City in termini di sicurezza è una situazione molto importante e prevede, oltre che l'implementazione delle telecamere, prevede una riorganizzazione anche di tutta l'illuminazione della città e con questi nuovi pali illuminanti si raggiungono risultati di elevato risparmio energetico prima di tutto, ma anche elevata sicurezza, perché sono una situazione che si possono implementare e si possono aggiungere in qualsiasi momento e oltre a illuminare a basso costo, perché sono tutte illuminazioni a LED, abbiamo la possibilità di inserire telecamere su ogni palo, inserire anche la possibilità di ricarica delle auto elettriche, per esempio, e inserire anche la possibilità in determinati pali di inserire anche un defibrillatore, cosa che nel momento, cioè, in zone, vabbè, grazie. Defibrillatore, fermiamoci al defibrillatore, pensiamo a salvare le vite. Vantini. No, non la ritengo particolarmente sicura, ma non la ritengo nemmeno particolarmente insicura. C'è molto da fare sul tema della sicurezza a San Giovanni Lupatotto, come c'è molto da fare sul tema della sicurezza a livello generale. Noi avevamo impostato un programma di innovazione che era quello che comunque si traduce oggi nelle cose più concrete, che sono sicuramente la videosorveglianza. Era stato fatto un bando nei momenti di casse magre da 15.000 euro per comprare 3 telecamere. Questo bando è stato interrotto dal commissario che l'ha ampliato. Oggi non sappiamo ancora quali siano i frutti, ma dovrebbero essere un bando che amplia quindi il servizio di videosorveglianza su San Giovanni Lupatotto. Avevamo anche, ed è ancora dove vogliamo lavorare, sul potenziamento della polizia locale. È entrato in amministrazione un vigile, va in pensione, lo compensiamo subito, facciamo anche un contratto di formazione e lavoro per assumerne un altro, però in quel momento lì non c'era la possibilità di incrementare il corpo di polizia municipale. Oggi con la riforma delle pubbliche amministrazioni, della riforma Madia, possiamo farlo e quindi dobbiamo porci l'obiettivo di arrivare a quello che è raddoppiare il range attuale. Oggi siamo 25.000 abitanti, 12 elementi di corpo di polizia municipale, quindi 1-2.000. Se vogliamo avere un paese più sicuro dobbiamo raddoppiare e oggi con la riforma del governo lo possiamo fare, quindi dare 1 ogni 1.000 abitanti.
L'altro aspetto, abbiamo dotato i vigili anche di biciclette e quindi la possibilità di controllare il territorio, e l'altra volontà è quella di lavorare un po' più sugli anziani che magari non riescono a capire quali sono i connotati dell'insicurezza, e quindi un ufficio destinato proprio in polizia locale sulla truffa e sul raggiro, in cui gli anziani possono avere le informazioni idonee e anche apportare informazioni stesse per curare la sicurezza a San Giovanni del Patotto. Grazie, ha risparmiato una decina di secondi. Remo Taioli. Scusate, per quanto riguarda la sicurezza, noi pensiamo che si debba agire su 3 punti. Il primo punto riguarda i vigili urbani, che sono dei dipendenti comunali. I vigili urbani servirebbero un numero maggiore di vigili urbani, però con le difficoltà economiche non sempre è possibile rispettare i parametri previsti. Noi riteniamo però che i vigili urbani debbano essere più presenti sul territorio e che le incombenze di tipo amministrativo siano fatte da persone amministrative, da amministrativi. Ci deve essere il massimo di collaborazione con le forze dell'ordine, con i carabinieri, ai quali San Giovanni ha dato una caserma adeguata, nuova, adeguata coi tempi, e che nella fase di trattative con il comandante dei carabinieri a livello regionale si parlava che con una nuova caserma sarebbero aumentati i militi, quindi non più quei 15-16, ma si parlava di 20-22 militi nella caserma nuova di San Giovanni. Io credo che sia giunto il momento di chiedere che questo venga applicato. Terzo punto, per noi è importante che sia adeguata la videosorveglianza, che nell'amministrazione del 2002-2007 con il sottoscritto come sindaco avevamo portato sul territorio e che adesso sicuramente va adeguata ai tempi e anche sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista numerico. Grazie. Andrea Chiepe. Anche noi pensiamo che bisogna integrare la presenza di organi di controllo nel territorio comunale. Non lo faremo probabilmente gravando sulle spese del comune, utilizzando le persone che hanno perso lavoro e che fanno fatica a essere integrate nel lavoro, probabilmente mandandoli in giro in bici per San Giovanni, per fare un esempio. Queste attività, e abbiamo coinvolto Gabriele Pernechele, è un economista di fama internazionale, non so se lo conoscete, comunque ci supporta, l'abbiamo coinvolto nello studio di una moneta locale, pubblica, non privata, ok? Al di fuori quindi di interessi, al di fuori di debiti, e con questa moneta pagheremo i disoccupati. Meglio una moneta che può circolare solo nel territorio locale, che può essere utilizzata solo nel territorio locale, che non può essere riconvertita in euro, quindi non va a creare speculazione, per incrementare il lavoro in San Giovanni del Patotto, che quindi non verrà utilizzata solo per pagare queste figure ma anche per altri lavori. E basta, alcune telecamere servono. Nel cimitero ci sono gli anziani di San Giovanni, soprattutto femmine, che si lamentano di furti al cimitero. I vigili urbani, abbiamo il comandante dei vigili urbani che è dell'ufficio tecnico, se non sbaglio, e quindi non è un vigile, ok? Abbiamo dato questo compito a un dirigente dell'amministrazione, probabilmente non capisce bene le cose, perché i vigili li chiamiamo, almeno questo si evince dalle testimonianze dei cittadini, e non rispondono, non ci sono, non escono, non fanno il loro lavoro. Quindi un comandante che
faccia lavorare meglio questa macchina ci serve. L'avevamo già chiesto con una mozione nel 2013. Benissimo, grazie, tempo perfetto. Daniele Turella. Sì. No, io sono sicuro che come comandante dei vigili abbiamo un comandante dei vigili e ringrazio quello che fa la polizia locale, anche se sono sotto organico. Il problema di San Giovanni Lupatotto è proprio questo: 25.000 abitanti, 11 vigili più la comandante. È vero che abbiamo costruito una nuova caserma dei carabinieri, però l'organico è rimasto fermo, non è aumentato. La nostra soluzione che proponiamo ai lupatotini è quella di convenzionarci con degli istituti di vigilanza che letteralmente pattuglino il territorio. Hanno già sperimentato queste forme in altri comuni, funzionano, perché già le pattuglie di per sé rappresentano una deterrenza nei confronti di chi vuole svolgere un'attività criminosa. Gli istituti di vigilanza operano in costante contatto con le forze dell'ordine, quindi laddove ravvisano situazioni critiche o sospette avvisano immediatamente le forze dell'ordine che hanno il compito specifico di prevenire o cogliere in flagrante il criminale. L'altro aspetto che vogliamo assolutamente incrementare è quello relativo alla videosorveglianza. Va estesa in maniera massiccia, ci sono in particolare dei punti più sensibili nel nostro paese che hanno bisogno di una videosorveglianza più precisa, più mirata. Poi, oltre a questo, si può dar vita ai controlli di vicinato, che sono attività di volontariato dei cittadini, però noi riteniamo che in prima persona il sindaco debba fare il possibile per tutelare la sicurezza dei lupatotini che hanno il diritto di sentirsi sicuri in casa propria. Bene, risparmio 24 secondi. Attilio Gastaldello per concludere questo giro. L'idea di sicurezza per la nostra coalizione transita anche da una nuova visione di paese. Vedete, noi veniamo purtroppo da un periodo che io chiamo il periodo delle svendite. Abbiamo messo in vendita l'ex caserma dei Carabinieri, abbiamo messo in vendita l'ex baita degli Alpini, non abbiamo assolutamente utilizzato altri contenitori pubblici, e ne abbiamo, pensiamo all'ex Cola di Valdò. Per fare sicurezza bisogna anzitutto rivitalizzare i quartieri. Rivitalizzare i quartieri significa utilizzare bene il nostro patrimonio, e le idee le abbiamo, perché con le sale civiche, con altre attività che vogliamo fare attraverso questi contenitori, facciamo il primo passo verso la sicurezza. Ovviamente poi prevediamo anche degli altri interventi concreti, ad esempio ordinanze immediate per l'allontanamento dei venditori abusivi e molesti. I vigili li vogliamo più presenti sul territorio, abbiamo un bellissimo corpo di vigilanza urbana, abbiamo una dirigente competente, dobbiamo utilizzarli di più sul territorio, non solo, dobbiamo coordinare queste forze di polizia con le altre forze di polizia, e ancora sotto questo profilo possiamo fare di più. Pensiamo di attivare una polizza collettiva per i furti, per le truffe, per le rapine, e ovviamente abbiamo pensato anche a strumenti di videosorveglianza, soprattutto nelle zone di entrata e di uscita del territorio, perché lì possiamo individuare poi eventualmente degli intrusi o persone che evidentemente non sono ben intenzionate. Da ultimo, pensiamo sia necessaria la formazione gratuita dei cittadini per garantire maggiore sicurezza. Vediamo cosa fanno anche soltanto dei programmi televisivi, avvertendo gli anziani delle truffe che possono essere state individuate sul territorio. E da ultimo direi il coinvolgimento del volontariato nelle azioni di controllo. Sotto questo profilo pensiamo al progetto, l'abbiamo chiamato Nonno Vigile, ma ci sono molte persone. Ci fermiamo con Nonno Vigile. Nonno Vigile va bene così. Riprendiamo. Riprendiamo scalando nuovamente rispetto al giro precedente. Ora il primo a rispondere sarà Federico Vantini e parliamo di immigrazione. Per quanto un comune abbia poteri molto limitati sul fenomeno dell'immigrazione, va detto che qui a San Giovanni Lupatotto c'è una certa sensibilità per quanto sta succedendo, a partire dai richiedenti asilo politico che vengono ospitati nell'ex caserma dei Carabinieri, alla
questione della ipotizzata scuola per imam in un edificio privato che è stato acquistato all'asta. Ecco, come il prossimo sindaco intende gestire questi timori, queste preoccupazioni che ci sono qui a San Giovanni Lupatotto? Partiamo da Federico Vantini. Sì, si dice bene, c'è un comune ha pochi poteri sulla questione, però qui la questione è una, ed è molto evidente e trasparente: non possiamo fare gli struzzi, qui non si può mettere la testa sotto la sabbia, non è che si risolve il problema dicendo no, non li voglio, sì li voglio, va bene così. Qui c'è un'emergenza vera, concreta, e c'è soprattutto un'imposizione, l'imposizione che viene dalle prefetture che dice ai comuni che se devi allocarti questi rifugiati politici ce li devi allocare, non c'è verso. Allora la mia battaglia di fondo è stata su quella che oggi tutti noi non vediamo, ed è l'accoglienza diffusa. È inutile che ci prendiamo in giro, perché se le prefetture bypassano i comuni, gli immigrati arrivano sul territorio comunque, e non pensate di andare tanto distante, perché i comuni di cinta qui attorno a noi hanno gli immigrati, li hanno. Allora io dico, non voglio l'accoglienza diffusa, li voglio gestire, voglio sapere dove sono, voglio sapere che lavori possono fare, voglio tutelare i miei cittadini controllando queste figure che vengono sul territorio. L'ex caserma dei carabinieri è stata un'ipotesi, ho ascoltato, hanno detto di no i lupatotini, benissimo, l'abbiamo messa in alienazione 2 anni per cercare di pagare la scuola di Raldon, 3.100.000 euro, bisognava recuperare nel patto di stabilità. Il mercato è quello che è, non è stata venduta, i lupatotini dicono di no, si trova un'altra soluzione. Ma se oggi gli immigrati vanno nella caserma dei carabinieri è perché qualcuno ha voluto il commissario dicendo che voleva evitare il peggio. E sulla scuola per imam, chiudo, una transazione in cui le amministrazioni non possono mettere becco. C'è stata una transazione, io oggi ho appreso, e non faccio i salti di gioia per prendere queste cose qui, che la scuola per imam viene data solo dal giornale L'Arena, punto. Per noi, se c'è qualcuno che vuole fabbricare morte a San Giovanni Lupatotto, non è accettato. Bene, proseguiamo con Remo Taioli. È un problema che riguarda tutta l'Europa e in primis l'Italia e la Grecia, che sono 2 paesi di frontiera. Credo che i comuni non abbiano grandi possibilità di decidere cosa fare. I comuni devono rispettare le leggi che ci sono e trattare le persone, quando capitano qua, come persone umane. Io ritengo che un sindaco di San Giovanni Lupatotto debba prima di tutto guardare l'interesse dei propri cittadini, deve prima di tutto portare avanti le istanze dei propri cittadini, ma deve rispettare la legge, la normativa italiana, quindi non può rifiutare certe incombenze e deve comportarsi come una persona che ha a cuore la sofferenza delle altre persone. Noi non andremo in cerca di rifugiati per portarli a San Giovanni, ma se il prefetto ci obbligherà a trovare una soluzione, io credo che chiunque sia sindaco, indipendentemente dalla sua appartenenza, dovrà farlo. Grazie. Bene, abbiamo risparmiato con 30 secondi. Chiepe, prego. Grazie. Allora, vabbè, nessuno vuole fare il buon samaritano, e se si volevano fare accordi con la prefettura per gestire il problema, perché è un problema dei richiedenti asilo, si poteva fare già anni fa. Comunque, detto questo, il problema dei richiedenti asilo a livello nazionale, noi del 5 Stelle cerchiamo, e abbiamo chiesto, però non siamo ancora stati ascoltati, di identificare chi ha diritto e chi non ha diritto in tempi brevi. Con i soldi che risparmiamo della gestione dei 2 anni di questi richiedenti asilo, che è questa la tempistica per capire chi ha diritto o chi meno, noi potremmo pagare delle persone qualificate per riuscire a identificarli nei tempi che usano gli altri stati, 2 mesi, ok?
Altre cose con questi soldi si possono rimpatriare subito, da lì vai a scoraggiare subito l'immigrazione. Detto questo, il problema c'è, dal 2011 si è decisa questa redistribuzione, anche con persone che adesso invece invocano no, non li vogliamo, no, non li vogliamo, e quindi cosa succede? Ai comuni viene chiesto un accordo dalla prefettura, ok? Questo accordo, se si fa, ci garantisce che la prefettura, o meglio si impegna la prefettura a non inviare altri richiedenti asilo. Questo era quello che si poteva fare, è già stato fatto nel Vicentino da molti comuni. Altra cosa, a me preoccupa la gestione delle cooperative, soprattutto quella che ha scelto il commissario, perché già a Legnago, ho un po' di articoli dell'Arena, vabbè, già a Legnago comunque gli immigrati venivano gestiti male, nel senso che non avevano cibo per 3 giorni, avevano cibo non adeguato alla loro religione, che una volta che ti assumi l'impegno di gestire il problema e ti assumi l'impegno di accoglierli, o almeno così dici, li accogli bene, li fai stare bene, li fai vivere bene e cerchi di integrarli. Detto questo, bisogna stare attento, e noi come comune, se riusciremo, se si potrà ancora mettere mano a questa convenzione, cercheremo di gestire il problema per quello che ci compete, in modo che i soldi non vadano a chi non devono andare. Grazie. Grazie Cheppe. Daniele Turella. Grazie. 2 questioni. Allora, la scuola per imam, noi siamo nettamente contrari alla sua realizzazione a San Giovanni Lupatoto, per un motivo molto semplice: è in questo tipo di istituti, questo tipo di scuole, che trovano terreno fertile eventuali infiltrati che nulla hanno a che vedere con l'Islam moderato. Il problema si riconduce sempre a una questione di sicurezza, perché purtroppo, e abbiamo avuto casi in Francia, in Belgio e anche in Italia, le forze dell'ordine non hanno i mezzi, non hanno la capacità di controllare esattamente che tipo di attività vengono svolte in questo tipo di scuole. Se ci sono infiltrati che vengono qui con intenzioni diverse dallo sviluppo e dalla promozione della religione dell'Islam, nessuno riesce a controllarli. Vengono formati e poi cercano adepti integralisti che fanno quello che abbiamo visto in giro negli ultimi mesi, in giro per l'Europa. Per quanto riguarda invece la questione dei richiedenti asilo che verranno ospitati all'ex caserma dei Carabinieri, anche qui il problema è da far risalire alla totale mancanza di politiche di immigrazione da parte del governo. Il governo non fa altro che accogliere tutti e sparpagliarli per i comuni. Il problema vero, noi siamo nella posizione che aiuto a chi e solidarietà verso chi ha realmente bisogno, e invece rispedire a casa chi è qui con altri scopi. Il problema italiano è che ci vuole 1 anno e mezzo, 2 anni per riconoscere le persone che abbiamo in casa. Nel frattempo avremo in San Giovanni Lupatoto un certo numero di persone che non sappiamo se scappano dalle guerre, dalla fame, dalle carestie, oppure sono qui con altri scopi. Il nostro è sempre una critica verso il governo, perché toglie sicurezza ai lupatotini. Non è una questione razzista, tantomeno religiosa. Grazie. Castaldello. Bisogna distinguere il fenomeno dell'immigrazione clandestina o il fenomeno dell'immigrazione economica dal fenomeno dei profughi. E nel nostro caso, purtroppo, la gran parte delle persone che arrivano in Italia sono immigrati e arrivano in Italia per evitare la fame, per ragioni economiche. Dopodiché arrivano in Italia, e quando arrivano in Italia qualcuno ne approfitta per fare dei business. Sono andato recentemente ad ascoltare Mario Giordano, ho letto il suo libro. Le procure in Italia sono colme di fascicoli che parlano di vicende molto losche riguardanti persone che si sono occupate del fenomeno immigrazione. Ecco, sotto questo profilo noi dobbiamo lottare perché questo non accada, perché questo non succeda. Dopodiché dico anche che se la caserma fosse stata gli alloggi della caserma fossero stati occupati da famiglie lupatotine senza casa, certamente il commissario non le avrebbe messe
non li avrebbe utilizzati per metterci persone che non sappiamo chi siano. La solidarietà è la solidarietà, non ci deve essere qualcuno che ci guadagna, bisogna fare solidarietà. Il Comune ha una responsabilità importante, perché se si accolgono delle persone è necessario accoglierle con la partecipazione di tutti e con la volontà di tutti. Noi abbiamo previsto nel nostro programma il tavolo delle comunità, vogliamo coinvolgere su questa problematica, mirando ad accogliere profughi, non clandestini, profughi, e sotto questo profilo bisogna essere chiari, con l'aiuto di tutto il terzo settore, senza creare ghetti e certamente non privandoci di patrimonio comunale che deve essere a disposizione di tutti. Perfetto. Tempi rispettati. Per Bellini. Allora, tema immigrazione, immigrati alla ex caserma dei Carabinieri e poi scuola di Imman a San Giovanni del Patotto. Allora, per quel che riguarda gli immigrati alla ex caserma dei Carabinieri, ritengo chiaramente di poter dire che se la mia amministrazione, se io fossi stato sindaco nel comune di San Giovanni del Patotto e fosse stato chiesto di utilizzare questi alloggi con questo fine, la mia risposta sarebbe stata negativa. La mia risposta è la risposta anche dei componenti del mio gruppo, ma anche di molti cittadini di San Giovanni del Patotto. Chiaramente ora la prossima amministrazione dovrà condividere e dovrà relazionarsi anche con questa situazione. Gli immigrati arrivano alla caserma dei Carabinieri, saranno circa una ventina e quindi l'amministrazione dovrà prendere, chi se non l'amministrazione dovrà prendere tutte le precauzioni per capire cosa fare con questi signori che arrivano e che magari sono anche più sfortunati di noi. Allora un'amministrazione seria dovrà sicuramente cercare un organo di controllo, perché prima bisogna capire chi sono questi signori che arrivano, prima bisogna capire cosa faranno durante la giornata. Quindi un'amministrazione seria dovrà salvaguardare tutti gli altri cittadini, i cittadini di San Giovanni. E un'amministrazione seria però dovrà tentare anche una sorta di integrazione di questi immigrati che sono arrivati a San Giovanni del Patotto. Ecco, invece per quel che riguarda la scuola di Imman, io ritengo che adesso se come si dice, perché chiaramente qualcuno ha acquistato un immobile all'asta per utilizzarlo e per poterlo trasformare in scuola per Imman, innanzitutto si dovrà interfacciare con l'amministrazione comunale, con gli uffici per poter effettuare la trasformazione. Chiaramente cosa può fare l'amministrazione? Sicuramente, se questa cosa andrà in porto, dovrà verificare che tutto ciò che viene insegnato all'interno di questa scuola riguardino programmi di studio che siano riconosciuti a livello nazionale, che siano riconosciuti a livello statale della nostra nazione. Grazie per Bellini. Riprendiamo ora con un'altra tematica, sempre scalando rispetto al giro precedente. Questa volta iniziamo da Remo Tajoli. Parliamo di sociale. Dalla lettura dei vostri programmi elettorali si coglie l'attenzione alle persone come portatrici di bisogni e di diritti. In quale modo intendete sostenere iniziative, interventi a favore dell'inclusione delle persone disabili negli ambienti culturali, ricreativi, sportivi, sia invernali che estivi, e nella vita in generale del territorio? Nel nostro programma il punto che riguarda il sociale direi che è il punto principale, il punto su cui abbiamo discusso all'interno delle nostre liste civiche e che riteniamo qualificante del nostro programma. Per quanto riguarda il sociale, noi abbiamo cercato di concentrare le nostre intenzioni con un numero, cioè noi vogliamo spendere 1 milione di euro nel sociale, nel caso dovessimo
amministrare questo comune. Vogliamo spendere 1 milione di euro perché riteniamo che dal 2007 in poi la sofferenza dei più anziani, delle persone disabili, la sofferenza di molte famiglie i cui capi famiglia o i genitori hanno perso il lavoro anche contemporaneamente, abbia creato delle situazioni di sofferenza tale che un'amministrazione pubblica non può dimenticare, non può non vedere. Quindi per noi il sociale riteniamo che sia il punto all'occhiello del nostro programma. Riteniamo che qualsiasi cosa di cui possa avere bisogno l'anziano, e qua penso in particolare ai problemi sanitari, ai problemi che sicuramente riguardano di più le persone più fragili, più deboli, quindi gli anziani e i giovani, riteniamo che adeguare anche il sistema sanitario, il sistema di stretto del nostro Paese sia un aiuto in questo senso per facilitare la soluzione dei problemi di salute di molti anziani che difficilmente possono spostarsi. Grazie Tajoli. Andrea Chiepe. Niente, allora il sociale è un tema molto ampio, quindi è difficile parlare di tutto. Dal 2012, già nel programma del 2012, avevamo in mente di fare una casa famiglia e probabilmente questa verrà collocata a Cassorio, però passeremo sempre tramite consulta dai cittadini per vedere dove locarla, visto che la caserma dei Carabinieri non è più disponibile. Altra cosa, sempre parlando di moneta locale, andremo a coprire, come dicevo prima, i problemi legati al lavoro, chi perde il lavoro e chi fa fatica a essere integrato. Con i soldi che risparmieremo dai lavori utili che faremo fare per il comune da questi cittadini, andremo ad agire sulla questione sociale, sulle convenzioni praticamente già in essere o quelle che non sono mai state rinnovate. Anche lì ci sarà il controllo di come vengono spesi i soldi dalle varie associazioni. Altra cosa per il sociale, ce ne sono 1000 di situazioni da valutare e quindi noi garantiamo con la trasparenza e le consulte anche la proposta da parte del cittadino disabili, anche qualcosa... dopo il voto. Non vi diciamo ci siamo durante la campagna elettorale e poi non ci sentite più, anzi noi vi chiederemo ancora dopo di venire e dirci cosa vi serve. Grazie. Chiepe. Turella. Sì, grazie. Ovviamente parlare di sociale bisognerebbe perdere molto più tempo, però avere a disposizione molto più tempo. Cito abbastanza velocemente i 2 punti che abbiamo nel programma elettorale. Il primo è, visto che purtroppo la crisi morde ancora e molte famiglie faticano ad arrivare a fine mese, noi prevediamo degli interventi di sostegno del reddito per quelle famiglie che hanno difficoltà. L'altro punto che proponiamo è il baratto amministrativo. È previsto dalla legge per le persone o le famiglie che dovessero trovarsi anche temporaneamente in difficoltà, perché succede, a queste persone viene data la possibilità di sdebitarsi con la comunità svolgendo lavori utili al comune e quindi ai lupatutini. Mi sembra però che la domanda verta più sul tema dell'inclusione delle persone speciali nella società in generale. Allora ricordo che San Giovanni Lupatoto è stato il comune o la città degli Special Olympics, cioè dei giochi inclusivi per ragazzi e atleti speciali. Io credo che quel messaggio partito dallo sport debba essere esteso a tutti i settori della società. Già avviene perché ci sono squadre e associazioni che hanno accolto questi atleti speciali formando delle squadre integrate. Avviene nel settore del teatro, nel settore della danza e in altri ambiti. Queste cose vanno assolutamente implementate, come è necessario agire per quei ragazzi quasi adulti con disabilità per aiutarli ad inserirsi nel mondo del lavoro.
È necessario poi che questo Comune si dia un progetto ambizioso per mettere in piedi il dopo di noi. Il dopo di noi, cioè prevedere che cosa fare di queste persone con disabilità una volta che i loro genitori diventano anziani, non più in grado di assisterli e poi purtroppo muoiono e queste persone rimangono sole. Bisogna occuparsi del dopo di noi e anche del durante noi, cosa che alcune associazioni lupatotine stanno già facendo e assolutamente in maniera meritoria. Ricordo che il bilancio prevede attualmente 3 milioni di euro per il sociale, non vorrei tornassimo indietro. Castandello. Purtroppo in questo periodo abbiamo assistito ad un livello di servizi che ci ha fatto tornare indietro nel tempo. Guardate, esperienza di quest'anno, esperienza dello scorso anno, vedere che per quanto riguarda le persone disabili, i ragazzi disabili sono stati costretti ad essere riuniti tutti in un'unica scuola e senza la possibilità di scegliere di andare in 3 scuole come succedeva per le amministrazioni precedenti. Però l'obiettivo, diciamo, non è quello di guardare cosa si è fatto, anche se credo che partiamo da un livello piuttosto basso. Qualcuno non ha avuto la possibilità perché non c'è stata l'amministrazione che gli ha pagato il trasporto scolastico, sempre per persone disabili, e abbiamo cercato di fare un programma molto dettagliato, e siamo partiti dagli strumenti e azioni per sostenere la solidarietà. Mi riferisco ad esempio agli orti urbani o agli affitti solidali o alla creazione di una rete di solidarietà, ad un piano integrato per le politiche familiari, applicazione del fattore famiglia alle tariffe dei servizi comunali, individuazione di una politica fiscale che tenga conto delle famiglie, apertura di uffici, servizi sociali e familiari sia a Pozzo che a Raldon, istituzione del registro della bigenitorialità. Dobbiamo tener conto anche dei nuovi fenomeni ed è questo delle separazioni e della gestione dei figli è un fenomeno preoccupante. E poi abbiamo tutti i servizi e tutele per i minori, dall'ampliamento dei servizi dell'offerta educativa per i ragazzi da 0 a 3 anni fino al sostegno dell'attività, come dicevo prima, nei centri estivi per bambini e ragazzi con progetti coordinati di inclusione. Vanno benissimo gli sport inclusivi, non bisogna dimenticare tutto il resto e abbiamo la possibilità di farlo eliminando semplicemente degli sprechi, delle spese che sono state fatte ma che non sono servite. Bene, grazie. Bellini. Bene, il mio programma elettorale mette al primo posto il tema del sociale. Vogliamo, io e il mio gruppo, investire molto nel sociale. Ho particolarmente a cuore il tema del dopo di noi. Io ritengo che tutte quelle mamme, tutti quei papà che hanno urgente bisogno di una risposta seria e concreta sul tema dopo di noi, hanno urgente bisogno di una programmazione, di una struttura a San Giovanni Lupatotto che risponda al tema dopo di noi. Non possiamo pensare che queste mamme e questi papà vadano in crisi perché non sanno quando loro inizieranno ad invecchiare che fine farà o come verrà gestito i loro figli. Nel tema sociale però è un tema molto ampio e ritengo che nel sociale entrino in gioco tante cose. Io dico anche la sistemazione dei marciapiedi. I marciapiedi sono percorsi dalle mamme con i passeggini, dai nostri anziani che hanno problemi anche di disabilità. Quindi il tema della sistemazione delle strade di marciapiedi io ritengo che si possa inserire anche all'interno del discorso sociale. Parliamo dei cimiteri. I cimiteri, le barriere architettoniche nei cimiteri non dovrebbero esistere, sono frequentate soprattutto da anziani. Noi abbiamo un cimitero che, ahimè, di barriere architettoniche ne ha molte. Quindi l'aspetto sociale entra in gioco anche in questo caso. Poi io faccio entrare nel tema sociale anche la programmazione di doposcuola per ragazzi con disabilità.
soprattutto coloro che hanno disabilità e le famiglie che hanno figli disabili devono avere la possibilità di utilizzare il doposcuola per i loro ragazzi, e questo incide anche sui valori che riescono ad appropriarsi anche i ragazzini, tra virgolette, normali. Grazie. Grazie, concludiamo questo tema con Federico Vantini. Sì, io credo che sul tema del sociale ci siano due tematiche di fondo. La prima riguarda l'assistenza, e noi su questa tematica non siamo mai mancati. Abbiamo mantenuto tutti i contributi dati alle famiglie in difficoltà, abbiamo mantenuto i voucher, abbiamo incrementato anche gli una tantum, abbiamo fatto il bonus gas, 250.000 euro dati alle famiglie in difficoltà, famiglie che non hanno pagato per 500 euro la bolletta del gas. Vuol dire che quei 500 euro lì li puoi investire nel figlio che magari va a scuola. Abbiamo fatto anche, c'è una tematica legata anche alle tasse, che quando siamo tornati in economie buone abbiamo abbassato anche le tasse, l'addizionale IRPEF, la Tasi tenuta al minimo. Io sfido se c'è qualcuno che paga le tasse a Verona, la differenza tra San Giovanni e il comune di Verona, abbassata di 1,5 punti la Tari. C'è anche un tema a casa, si diceva prima i Lupatutini, ben venga. Collegato Garofoli, che è nomina sindacale, abbiamo fatto un progetto dove gli appartamenti di via 25 aprile sono stati dimenticati da 20 anni, ci viveva gente abusiva lì dentro, li abbiamo ristrutturati e il 25 aprile c'eravamo tutti là a inaugurarli, ma nessuno li ha mai citati quegli appartamenti lì. Ma un comune moderno si deve spostare dal concetto assistenziale. Non vinci dicendo, e grazie Daniele, il mio bilancio sociale lo ricordo bene che sui 3 milioni di euro, non vinci se fra 5 anni proponi 1,5 milioni. Vinci se un comune è moderno e lo sposti dal concetto assistenziale. Lo fai con un progetto nuovo, insieme alle associazioni, insieme ai privati, coinvolgendo e dando delle economie sostenibili, perché non vinco se ti do 300 euro tutti i mesi, vinco se ti ridò la dignità, e la dignità è il lavoro. Bene, abbiamo esaurito anche questo tema del sociale. Come intende, entriamo un po' nel dettaglio ora sulle problematiche di San Giovanni Lupatoto. Partiamo questa volta da Andrea Chieppe. Come si intende risolvere l'annosa situazione del centro commerciale ai Cotoni e dell'area circostante in centro a San Giovanni Lupatoto? A parte il centro commerciale in sé, l'area attorno è caratterizzata da degrado igienico, vedi la strada retrostante il supermercato Lidl, e nelle ore serali e notturne da schiamazzi e presenze sospette che, specie nel periodo estivo, rendono poco invitante trovarsi nell'area, anche nell'attiguo parco giochi fra il centro commerciale e il Galileo. Premesso che io abito lì vicino e sono i nostri ragazzini, i lupatotini, quelli che fanno cagnara lì sotto, io li sopporto perché anch'io da giovane comunque stavo fuori e chiacchieravo con i miei amici. Detto questo, l'area Cotoni bisognerà coinvolgere il privato e vedere se si può riutilizzare, perché parliamo di Pindemonte, di costruire quando lì c'è un'area inutilizzata e che verrà buttata via perché c'è solo degrado dentro, i muri cadono. Quindi penso che sia anche nell'interesse del privato magari darla in concessione al comune per fare qualcosa lì, per utilizzare il già costruito, quello che c'è da. C'era il discorso della scuola Pindemonte, se non sbaglio, ne abbiamo parlato di comunque lavori sono pubblici. tutte cose che per quello che riguarda i 5 Stelle, e non smetterò mai di ripeterlo, passeranno tutte da consulta popolare. I cittadini di San Giovanni, quando avremo un edificio a disposizione, decideranno l'uso che vogliono farne. Ci saranno delle proposte che arriveranno da noi, proposte che arriveranno anche dagli altri candidati, non c'è problema. Se sono proposte buone e se non vanno a influire in maniera negativa sull'ambiente o sulla vita dei lupatotini, perché si vuole costruire anche cose che non servono, ok? Tutte queste proposte qua verranno proposte ai cittadini appunto, e verranno anche accettate proposte dai cittadini per fare quello che vogliono i lupatotini, non quello che voglio io, perché io non mi permetterò mai di avere l'arroganza di poter decidere per 25.000 persone, scusate. L'emozione comprensibile. Turella. Sì, allora l'area del centro commerciale ai Cotoni
sono abbastanza sicuro, durante l'amministrazione Zerman è stata oggetto di un accordo pubblico-privato ed è stata una buona idea. Un accordo pubblico-privato significa che il privato realizza delle opere o dei lavori a favore della comunità in cambio di qualche cosa, di solito o un aumento di volumetria o un cambio di destinazione di un fabbricato o di un terreno. Durante quel periodo, mi sembra che fosse il 2011-12, le casse comunali erano non particolarmente floride e quindi c'è stata l'idea di fare accordi pubblico-privato, di farne un certo numero. Purtroppo, pur qui essendo arrivati alla firma di una convenzione, e cioè era stato identificato esattamente cosa dovesse fare il privato e che beneficio pubblico ne doveva ricavare la comunità, a causa della crisi economica che ha rallentato fortemente l'attività edilizia, quell'accordo non è mai partito. Si prevedeva di sistemare sia la piazza Zinelli, sia quella zona lì dietro, quella via dietro il Lidl, sia la parte che entrava fin dentro al Parco I Cotoni. Per quanto riguarda, quindi questo non è, diciamo così, va data la colpa alla crisi economica che è sopravvenuta, i privati non hanno più avuto le risorse economiche per agire, altrimenti avremmo un centro commerciale sistemato, compreso tutta l'area circostante. Per quanto riguarda invece la seconda parte della domanda, che evidenzia carenze o comportamenti poco ortodossi nel lasciare le immondizie, insomma sappiamo di cosa stiamo parlando, lì vicino alla zona, lì è necessario aumentare i controlli da parte della polizia locale, della SGL, per far sì che i rifiuti lì vengano conferiti correttamente. Per quanto riguarda le persone che stazionano lì, con la nostra soluzione del pattugliamento, sono soprattutto persone straniere, credo che col pattugliamento, con la presenza costante della polizia locale, delle pattuglie, credo che si scoraggino atteggiamenti di questo tipo. Grazie. Castaldello. Mi riallaccio all'idea di paese di cui vi parlavo prima e all'idea di valorizzazione del territorio e di valorizzazione degli edifici pubblici e di tutti gli spazi pubblici e soprattutto di tutti i quartieri e anche del centro. L'abbandono di un edificio, l'abbandono di un contesto crea insicurezza, crea disagio, crea situazioni che non vanno bene. Peraltro nella nostra visione di paese c'è quella di utilizzare il territorio già consumato e non di consumarne ancora. Vedete, anche in un contesto dove l'economia e soprattutto c'è una congiuntura evidente per quanto riguarda il mercato degli immobili, l'economia non tira, dove c'è una congiuntura economica, è possibile che non solo qualche privato faccia gli affari, ma che il pubblico riesca a ricavarne il massimo vantaggio, recuperando anche delle aree, recuperando delle zone. Mi riallaccio così alla prima domanda, perché ho parlato più di finanza che non di opere pubbliche. Vedete, noi pensiamo di recuperare gli edifici esistenti. Ad esempio, per la Pindemonte il messaggio è chiaro. Noi vogliamo fare una scuola. Non è pensabile che trascorrano 4 anni dal terremoto e che non ci sia un progetto preliminare che sia ancora qui a discutere. Così pure, se c'è da intervenire, si interviene non nel fare nuovi edifici, ma di recuperarne, magari anche di privati. E se il privato non riesce a fare l'intervento, perché questo faremo anche nell'area ex Saifex, anche nell'area dell'ex ricamificio, deve intervenire il pubblico e in questo momento, fatalità, può farlo e a vantaggio di tutta la collettività. Credo che questo sia un messaggio importante da dare, non consumare altro territorio, ma recuperare assolutamente quello che abbiamo, anche dai privati. Grazie. Corbellini. Allora, io vorrei fare una distinzione tra l'area limitrofe al centro commerciale e il centro commerciale ai Cotoni in sé. Allora, l'area limitrofe, se ci sono problemi, come sappiamo anche noi, di ordine pubblico, diciamo, chiamiamolo così,
la mia proposta prevede che lì vi siano implementate la videosorveglianza e prevede inoltre che siano implementate la sorveglianza da parte delle forze dell'ordine. Lì c'è un problema, ci viene detto da molti cittadini, tra la zona Lidl e il Parco I Cotoni, soprattutto la sera, è frequentato da giovani che creano dei disagi ai cittadini lupatutini, quindi chiaramente un'amministrazione seria deve darla, la risposta la deve dare, e la risposta nostra è: implementiamo le telecamere, videosorveglianza e allertiamo le forze dell'ordine perché lì vi siano più controlli. Per quel che riguarda invece il centro commerciale in sé, sappiamo che il centro commerciale è privato e quindi chiaramente l'amministrazione comunale può intervenire, ha molta forza anche per intervenire nei confronti del privato, però rimane un edificio privato. La mia idea sul centro commerciale ai Cotoni è che, essendo un'area, un immobile molto centrale, essendo diciamo il nuovo centro del comune di San Giovanni del Pototto, lì se ci fosse la possibilità di trasformare parzialmente anche il centro commerciale in parte pubblica, secondo me andremo a dare una risposta seria, concreta e positiva alla collettività. Io vedo questa proposta da fare ai proprietari del centro commerciale, una riqualificazione nell'ottica anche di restituire alla comunità una parte di quell'edificio a destinazione pubblica. Grazie per Bellini. Vantini, prego. Sì, devo dire che sulla parte tecnico-amministrativa ha risposto correttamente il mio ex vice sindaco, e io mi allego proprio a quell'aspetto lì. C'è un accordo pubblico-privato, i privati hanno interesse a riqualificare e per il comune doveva arrivare un beneficio pubblico. Come tanti altri accordi pubblico-privati, la crisi economica, la crisi dell'edilizia non ha portato al completamento di questi interventi. Lì di fronte però c'è un luogo straordinario, che è la Pindemonte, sul quale io riporto subito il tema chiaro: biblioteca, polo culturale. Perché non perché sia contro una scuola, la scuola l'ho detta, la scuola va fatta là, nel polo della Cangrande, perché non è che sia contro le scuole, la scuola l'ho ultimata, è quella di Raldon, l'abbiamo fatta 3.100.000 euro, ma c'è un problema se io costruisco una scuola da 3.100.000 euro e la prima scossa di terremoto me ne casca un'altra, hai programmato male quello che dovevi fare. Allora lì la biblioteca è un luogo straordinario, un luogo cristallino, un luogo in cui i lupatutini si possono ritrovare, un luogo in cui i giovani hanno uno spazio per studiare e soprattutto c'è l'orgoglio dei lupatutini, perché io non voglio farvi esempi di città europee, di grandi capitali, io voglio farvi l'esempio di Villafranca, che è un comune di 30.000 abitanti, in cui la biblioteca ce l'ha, e l'orgoglio della mia città è che noi non siamo da meno di Villafranca e dobbiamo tenere anche noi un luogo straordinario da rimettere in centro, un luogo che cambi la prospettiva. Pensate solo ad avere una terrazza nella quale leggere un libro e avere regalarvi una nuova prospettiva di piazza che oggi possono permettersi solo i privati, perché la piazza noi la viviamo solo alla quota del terreno. Se noi rimettiamo in campo quello che possiamo fare come amministrazione nei nostri luoghi, le zone torneranno a essere sicure e noi usciremo di casa più sereni e più orgogliosi della nostra città. Grazie. Remo Taioli. Per quanto riguarda il centro commerciale ai Cotoni, credo che non si possa fare i conti senza l'oste. L'oste in questo caso è il proprietario, la proprietà privata, quindi i candidati a sindaco e anche i sindaci non fanno miracoli, non cambiano le situazioni di proprietà che ci sono e quindi che prevalentemente la volontà dipende dalla proprietà. Io credo che il centro commerciale sarebbe un posto tra i più belli, i migliori, per creare tutto quello che è necessario a una comunità importante come San Giovanni Lupatotto. Si può fare la biblioteca, si possono fare il centro culturale, si possono fare aree espositive, cioè si può fare tutto perché è grande, perché è centrale, perché è servito da parcheggi.
ha l'unico difetto che è privato e che il comune non potrebbe assolutamente pensare di acquisirlo se non pensa anche a un eventuale fallimento. Allora io credo che la cosa più semplice potrebbe essere quella, una volta che uno è sindaco, chiamare il privato e vedere se è possibile fare un accordo tra pubblico e privato. E in questo caso cercare di trovare una soluzione che vada bene per il pubblico, ma che debba essere accettata e quindi che debba andare bene anche per il privato. Tutto il resto secondo me sono chiacchiere, tutti siamo capaci di fare dei bei progetti sulle cose degli altri, ma noi dobbiamo stare ai fatti, e i fatti sono questi. Grazie. Taioli. Bene, ripartiamo ora da dove siamo iniziati. Il primo ad aprire il giro sarà ancora Daniele Turella e questa volta passiamo alle domande che sono state inviate dai cittadini, alle domande che abbiamo selezionato. E a questo punto diamo un minuto di tempo ai nostri ospiti, ai nostri sindaci potenziali e chiediamo loro ovviamente uno sforzo in più, quello di essere ancora più sintetici, ma lo facciamo per affrontare il numero più elevato di argomenti. Allora, la prima domanda che abbiamo selezionato è anche abbastanza pungente, ci è stata fatta da più cittadini. Quanto spendete per la campagna elettorale? Chi la finanzia? E dove posso verificare per quanto risponderete se corrisponde al vero? A quanto pare è una domanda condivisa. È una domanda che ha successo. Ma quanto spenderò ve lo dirò alla fine, nel senso che nonostante la legge imponga di rendicontare le spese effettuate negli ultimi 30 giorni, personalmente faccio la scelta, e lo dico subito, di rendicontare tutte le spese che ho fatto a partire dal 15-16 di gennaio. Anche perché non ho nulla da nascondere, sto spendendo i soldi che ho risparmiato con una vita di lavoro, insieme al nostro gruppo ci stiamo finanziando con pizze eccetera eccetera, quindi non ho nulla da nascondere, io rendiconterò tutto personalmente a partire dal 15 di gennaio. Castaldello? Sono della stessa opinione, rendiconterò al centesimo. Vi dico anche quanto spenderò indicativamente. Sapete perché? Perché quando uno fa una spesa, almeno io ragiono così, devo sapere quanto spenderò. Perché se esco dalle capacità del mio taccuino poi diventano problemi, anche perché tutte le spese che facciamo ce le stiamo autofinanziando, in primis io. Io spenderò circa 10.000 euro. Vi spiego anche come li sto spendendo. Li sto spendendo per un'agenzia che mi aiuta a comunicare attraverso i social, perché questo è diventato fondamentale. Li ho spesi con un po' di cartelloni gli ultimi 10 giorni prima della par condicio e li spendo per qualche rinfresco e per la stampa dei manifesti di quelli che vengono chiamati santini e quant'altro. Penso che sia importantissimo che ciascun candidato dica come li ha spesi, dica da dove provengono quei soldi e spero ancora di ricevere qualche contributo da qualche amico, finora non è successo e se non succederà saranno i 10.000 euro che avrò speso di tasca mia. Messaggio promozionale questo. Per Bellini? Allora, la campagna elettorale è totalmente autofinanziata dal sottoscritto, la mia campagna elettorale dal sottoscritto e dal contributo dei candidati consiglieri che fanno parte delle mie liste. Non abbiamo nessun sponsor, non l'abbiamo cercato, non l'abbiamo voluto e non lo vogliamo nessun sponsor. E la spesa che noi abbiamo preventivato, che io ho preventivato per la mia campagna elettorale, che è quella che abbiamo depositato anche al Comune, è 6.900 euro. Spero di non superarla, anzi non vogliamo superarla perché anch'io ho deciso sulla base dei miei risparmi
quanto utilizzare, che costo doveva avere questa campagna elettorale, e non vorrei che questo importo lievitasse, perché chiaramente abbiamo deciso che la nostra campagna elettorale costerà così, quindi 6.900 euro. Grazie. Dantini? Sì, se qualcuno non vuole finanziare Castaldello, noi siamo sempre disponibili a accettare qualcosina. La nostra campagna elettorale è una campagna assolutamente rendicontata. Abbiamo fatto, ad oggi mi sembra che abbiamo fatto una previsione di anche noi sui circa 6.000, 7.000, così forse spenderemo, lo dico con sincerità, forse spenderemo qualcosina di più. Come l'abbiamo fatto? Autofinanziamento, l'abbiamo fatto con dei contributi dei cittadini, lo dico con serenità, io ho un finanziatore, il biscottificio Vicenzi mi ha dato 5.000 euro, che sono rendicontati, andranno alla Corte d'Appello di Venezia, come si fa, e quindi sarà rendicontato tutto quanto, indicativamente la spesa è quella, indicativamente il lavoro che facciamo è quello che vedete tutti quanti, che è stato elencato anche qualche minuto fa, cartellonistica, volantini e la solita propaganda elettorale. Lo diciamo già adesso chiaramente, lo diremo dopo anche in forma istituzionale, depositando tutto alla Corte d'Appello di Venezia. Tajoli? La nostra campagna è iniziata adesso da qualche giorno, per cui non abbiamo speso soldi praticamente fino adesso, non abbiamo messo cartelloni in giro per San Giovanni Lupatoto e lungo le direttive che vanno verso la città, e quei soldi noi non li abbiamo spesi, non abbiamo avuto finanziamenti, non li richiediamo perché i finanziamenti quasi sempre non arrivano gratuitamente, qualcosa dopo ci sta dietro. Quindi noi ci autofinanziamo con i nostri soldi e cercheremo di spenderne il meno possibile. Abbiamo un'idea, speriamo di rimanere all'interno di questa idea, e se dovessimo risparmiare ancora qualcosa su questa cifra la daremo a chi ha più bisogno di noi, senza buttarli in pubblicità. Condivido in parte le parole di Tajoli, e vorrei sapere anche dove vanno a mangiare la pizza gli altri, perché noi non ce la facciamo a reperire tanti soldi con le pizze di autofinanziamento. Comunque, nessun problema. Perché non li paghiamo? Scusa, perché no, questo è un coso di... Non si è sentito comunque. Prego, prosegua, Chieppa. Ok, questo è l'arroganza della gente che salta sopra e non sta neanche all'ironia. Comunque perdoniamoli, perché se spendono tanti soldi è facile farli arrabbiare, perché probabilmente hanno tanti anche interessi ad arrivare ad amministrare, perché amministreranno i nostri soldi. Comunque lasciamo stare, dai, e andiamo oltre. Bene. Abbiamo sempre rendicontato, 5 Stelle fa questo da una vita. Scusate. Una delle domande che sono arrivate riguarda l'ambiente, e è abbastanza lunga come domanda, però fa riflettere. Io direi a questo punto di lasciare pure 2 minuti per rispondere ai nostri ospiti, perché questa lettera merita veramente. Potrebbe essere quasi una poesia intitolata "Me ne andrei da San Giovanni". Me ne andrei per il grande inquinamento dell'aria, me ne andrei anche per la scarsa politica mirata a potenziare i mezzi pubblici e il loro uso. Se di domenica a San Giovanni verso Verona passano solo 2 autobus, è logico che una persona prenderà l'auto. In più non vedo nessun impegno nell'educare i cittadini ad usare i mezzi pubblici, nel costruire parcheggi in cui far confluire le auto di persone che vengono da fuori. La pista ciclabile non arriva in centro.
L'esempio della Danimarca per quanto riguarda l'uso dell'auto, o meglio la volontà del non uso, qui non penso sia nemmeno conosciuto. Partiamo da Castaldello, 2 minuti. Sì, parta lei. Nel nostro programma abbiamo coniato un titolo, si chiama Sangio Green, cioè la visione futura della nostra città in tono ambientalistico. Realizzare percorsi ciclopedonali che uniscano le frazioni, i quartieri, che attraversino e uniscano le aree verdi esistenti. Vedete, abbiamo ad esempio una grande risorsa e peraltro ringrazio il commissario perché rischiava di sfuggirci un finanziamento regionale per lentezza nel fare le cose. Mi riferisco alle risorgive che sono state finanziate grazie anche all'assessore De Berti ed è fondamentale perché questo ci permette di realizzare una mobilità morbida che unisca una parte del paese. Vedete, è una pista che collegherà San Giovanni con Villafranca, con altri paesi e che ci consentirà di arrivare fino alla direttrice verso il Brennero. Oltre a questo voglio ricordare che vorremmo creare dei punti verdi dove ci sono oggi la ex Saifex e l'ex ricamificio, ma non basta creare dei punti verdi, è necessario anche curare la manutenzione, dare maggior tutela e questo noi cercheremo di realizzarlo non solo attraverso ovviamente la cittadinanza attiva, ma anche attraverso dei progetti come quello del baratto amministrativo, dove noi andiamo a recuperare del personale che si rende disponibile per fare delle manutenzioni perché non riesce a pagare delle tasse, perché non riesce a pagare delle imposte di carattere comunale che peraltro in questo periodo sono lievitate. Vorremmo anche creare dei percorsi della salute in tutti i punti verdi. Bene. Per Bellini? Allora, il tema della tutela dell'ambiente nel nostro programma è un punto fondamentale, è al pari del tema del sociale, è al primo posto, noi l'abbiamo messo al primo posto. Per noi tutela dell'ambiente vuol dire rigenerazione urbana, vuol dire salvaguardia dei terreni agricoli, vuol dire implementare i percorsi pedonali e ciclabili, vuol dire ridurre l'inquinamento. Ridurre l'inquinamento, noi l'abbiamo già detto qualche settimana fa sui giornali, in sinergia con il Comune di Verona e devo dire anche con il Comune di Zevio. Noi abbiamo lanciato la proposta del prolungamento del filobus, il progetto che verrà fatto nel Comune di Verona fino a San Giovanni Lupatoto, nella parte sud del San Giovanni Lupatoto, in sinergia sempre con il Comune di Zevio. Stiamo valutando l'ipotesi di costruire un grande parcheggio scambiatore che potrà accogliere tutti i veicoli che arrivano dalla zona sud, quindi da Zevio, ma anche dalla superstrada. Nell'uscita sud di San Giovanni Lupatoto potranno parcheggiare in questo parcheggio scambiatore e utilizzare i mezzi pubblici per arrivare fino a Verona. Ecco che il Comune di San Giovanni potrà beneficiare di un minore inquinamento dovuto al fatto che molti meno veicoli transiteranno per il paese. Ecco che in questo modo potremo finalmente programmare quella zona 30 per il centro di San Giovanni Lupatoto che è richiesta da molte persone, da molti cittadini, anche dai commercianti. Meno traffico, meno inquinamento e sinergia col Comune di Verona per riuscire a completare questo progetto di portare il filobus fino a sud di San Giovanni Lupatoto, mezzi pubblici molto più efficienti. Ce lo stanno chiedendo gli anziani che vogliono andare anche all'ospedale di Borgo Roma. Ecco. Bene, grazie. Vantini? Il tema ambientale è un tema che richiederebbe 200 minuti. Uno sugli aspetti me ne andrei. Io direi che se in Italia ce ne andassimo per tutte le cose che non vanno, l'Italia sarebbe un paese vuoto. In realtà dobbiamo prenderle un po' di petto queste situazioni qui.
A San Giovanni, come tanti paesi che sono all'interno della depressione padana, perché la pianura padana è una depressione, e soprattutto sulle dorsali delle grandi infrastrutture di comunicazione, viviamo una realtà di difficile contemplazione di quello che è il livello dell'aria. E le battaglie noi, non potendo spostare un'autostrada, le abbiamo fatte comunque, le abbiamo fatte contro Cadelbue, contro l'inceneritore. Oggi sembra che quell'inceneritore che nessuno vuole, sia finalmente finito come storia per San Giovanni Lupatotto. Abbiamo fatto le battaglie votando no contro la Cabianca. Io sono andato oltre perché c'è un problema di confini a San Giovanni Lupatotto. Le scelte di un'amministrazione non possono essere a vantaggio di chi sta a 8 chilometri di distanza e incidere nella nostra comunità. C'è anche un problema di mezzi pubblici. Siamo entrati in amministrazione, il Bus 21 finiva a giugno perché era stato programmato per fare solo l'anno scolastico. Lo abbiamo potenziato. Con noi il Bus 21 è andato dentro l'anno solare, andava da gennaio a dicembre, coprendo anche i mesi estivi, per garantire a quegli anziani che andavano negli ospedali di Borgo Roma fino a quello di Negraro. Ma c'è anche un concetto vero, che non possiamo dirci ogni volta che dobbiamo potenziare i mezzi pubblici. Ogni 5 anni ci diciamo questo. Il problema è che nessun potenziamento ci dirà che è a vantaggio se non rendiamo competitivi i mezzi pubblici, perché fin quando un autobus passa sulla stessa strada in cui passa l'automobile, tutti noi ci andiamo comodamente ascoltando la radio nella nostra automobile, quindi servono piccoli passi, ma per modificare le infrastrutture, allora sì che quei parcheggi scambiatori funzioneranno, allora sì che ci sarà un potenziamento del sistema di mobilità pubblica, e questo è uno sforzo che dobbiamo fare insieme, perché altrimenti fra 5 anni saremo ancora qua a dirci ma dobbiamo potenziare l'autobus, ma le strade su quelle passerà l'autobus saranno sempre quelle. E l'esempio è chiaro, nessuno di noi va più a Firenze in automobile, sono 2 ore e 20 andare in automobile, prendi il treno, 1 ora e 25, è più veloce ed è più economico. Quando i mezzi pubblici arriveranno a essere così, saranno competitivi rispetto al mezzo privato. Grazie Mantini. L'ambiente è sicuramente uno dei punti più importanti di tutti i candidati a sindaco, perché tutti viviamo qui e conosciamo i problemi che ci sono per il nostro paese. Noi facciamo alcune proposte che adesso vi dico. La prima è che le 2 grandi aree che ci sono aree verdi che ci sono a San Giovanni Lupatotto verranno mantenute tali e quali. Parlo dell'area verde che c'è tra l'Adige e il capoluogo e dell'area verde che c'è tra Pozzo e Raldon. Quindi manteniamo queste, niente barche a vela, niente altre cose che girano per queste aree verdi. Un'altra proposta è quella di cercare di contrastare con i mezzi possibili e legittimi le fonti di inquinamento, e qua le fonti di inquinamento sono tantissimi, in primis il traffico di attraversamento, il traffico urbano che aumenta sempre di più. San Giovanni Lupatotto ha 2-3 direttive che in alcune ore del giorno sono una distesa di auto che vanno verso la città e tornano verso San Giovanni e verso la bassa. Quindi diciamo prima di tutto bisognerebbe agire su questo. Secondo, ci sono una serie di discariche e di inquinamento, per esempio che arriva dalle ferriere di Raldon, ma la discarica della Cabianca e qualche altra discarica a cui noi diciamo di no e ci batteremo con tutte le forze possibili, senza prendere mai in considerazione il fatto che possano aumentare o comunque peggiorare la situazione che già c'è. I 2 minuti sono questi. Prego Chiep. Qui mi ripeto, è già dal 2012 che chiediamo le analisi dell'acqua, adesso in Veneto scoppia questa cosa che è l'acqua inquinata, però finora non è stato fatto niente. Chiediamo che venga monitorata l'aria di San Giovanni e anche quello non è stato accettato e non è stato fatto. Noi del 5 Stelle ci teniamo molto a queste cose e
con lo stop al consumo del territorio, con lo stop ai nuovi insediamenti. Noi diamo un messaggio chiaro a questa cosa. Per evitare poi il traffico è logico che finché non ci sarà un collegamento, il collegamento che non è mai stato fatto con la Trasponesana, vabbè, verso la città, sarà difficile, però basterebbe rendere un po' più scomodo, basterebbe fare una zona con un limite più basso in modo da scoraggiare chi arriva da Zevio appunto e vuole andare in città e incoraggiarlo a prendere la tangenziale. A Raldon non è mai stata finita una strada e quindi il traffico pesante passa ancora dal centro di Raldon. Sono tutte cose che sono ferme lì da tempo e non si capisce veramente perché, se c'è veramente questa intenzione di fare del bene o fare del male. Facciamo un parco all'Adige dove appena c'è una piena l'Adige spazzerebbe via tutto comunque. Chi si occupava di quella cosa ha avvisato l'amministrazione e l'amministrazione se n'è fregata, quindi bisogna valutare le intenzioni perché le promesse sono capaci tutte a farle. Noi vediamo che non si muove niente e che non si sta facendo niente. Cercheremo di fare qualcosa noi coinvolgendo i cittadini, quelli che si interessano di queste cose. Grazie. E ora concludiamo il giro con Turella. Sì, E c'è tanto... Castaldello poi. No. Prego Turella. Sì, tanto spero che questo cittadino che ha posto la domanda non se ne vada da San Giovanni Lupatoto. Purtroppo è stato già detto, viviamo in una zona che ha molte fonti di inquinamento. C'è l'autostrada che ci passa per andare a Verona. Abbiamo la discarica della Cabianca che rappresenta un problema sicuramente per il sottosuolo, però se verrà realizzato l'inertizzatore come previsto dal progetto, i tecnici del comitato lì della Cabianca del comitato contrario alla Cabianca hanno calcolato che potrebbero essere immesse nell'aria 4 tonnellate di polveri l'anno ed è tutto un inquinamento che si va ad aggiungere a ciò che già purtroppo respiriamo. Ricordo che l'ampliamento della Cabianca è stato deciso dalla giunta regionale verso fine di febbraio. Per fortuna abbiamo scongiurato l'accensione dell'inceneritore di Cadelbue, un'opera assolutamente inutile per cui sono stati gettati al vento miliardi e miliardi. Anche noi siamo per la salvaguardia delle aree verdi che abbiamo, l'area tra Pozzo e Raldon, e assolutamente per la valorizzazione di un gioiello che secondo noi abbiamo e che è molto apprezzato dai lupatotini, che è quello del parco all'Adige. Siamo per l'incentivazione del trasporto pubblico, per il completamento delle piste ciclabili per favorire e per l'ampliamento delle piste ciclabili per favorire la mobilità dolce e quindi per tutti quegli interventi che aumentano il verde per San Giovanni Lupatoto. Auspichiamo che si possa adottare una soluzione urbanistica che preveda un grandissimo sviluppo del verde anche per un'area privata grande di quasi 90.000 metri quadri che è quella della ex cartiera. Anche lì è un'area privata, speriamo di arrivare col proprietario ad una trattativa che porti a far sì che quell'area lì sia per la maggior parte a verde. Bene, Castaldello. Bene, allora adesso ripartiamo da Perbellini allora. Ha già parlato lei. Ripartiamo da Perbellini allora. Scalando un giro, la prossima domanda, ripartiamo da lei. Ripartiamo quindi con un'altra domanda, questa volta 1 minuto a disposizione. San Giovanni Lupatoto, comune smart. Per quanto riguarda la fibra sul territorio comunale ci sono già dei progetti per permettere a tutte le zone di essere davvero coperte e quindi anche ne approfittiamo per parlare di che idea ha lei di San Giovanni come comune smart. 1 minuto, prego. L'ho accennato anche in una risposta precedente. Io ritengo che San Giovanni Lupatoto abbia bisogno di un rilancio. In questo caso vorrei parlare della zona industriale. Io dico che in zona industriale per poter rilanciare le aziende che hanno chiuso o che sono andate in difficoltà dobbiamo lanciare la fibra ottica nella zona industriale perché sia più veloce l'utilizzo e perché la zona industriale ne ha bisogno. La zona industriale
le aziende ce lo chiedono. Per quel che riguarda la Smart City, ne ho parlato prima, in tutto il comune il progetto Smart City noi lo abbiamo inserito nel nostro programma e lo vorremmo lanciare anche all'interno di tutto il comune, che vuol dire risparmio energetico, sicurezza e videosorveglianza. Mantini, prego. Allora, devo fare un upgrade rispetto al candidato per Bellini, perché in zona industriale San Giovanni è arrivata la banda larga, l'abbiamo portata noi con un accordo fatto grazie a uno dei gestori, perché non è stato facile. Non è facile, dovete pensare che ci abbiamo messo un anno a fare questo accordo qui, il comune aveva già dato disponibilità di far passare nei tubi i canali di banda larga, della fibra ottica, però, cito nomi molto chiari, la Telecom ad esempio non aveva partecipato, non era interessata a portare la banda larga a San Giovanni Lupatotto. L'accordo è stato fatto con Fastweb, una delle due che si è fatta come soggetto promotore, è stato portato e sono stati cablati tutti gli edifici pubblici, scuole comprese, del comune di San Giovanni Lupatotto. Oggi la sfida che diciamo da programma è il passo successivo, cioè arrivare alla banda larga ad uso domestico. Se noi arriviamo anche a questo, penso che la città di San Giovanni Lupatotto possa essere veramente una smart city, soprattutto per quella zona industriale, quindi torno indietro, che oggi ci porta forti nel mondo con i nomi di alcune eccellenze che hanno avuto il coraggio di evolversi, di investire, mentre l'amministrazione pubblica per 30 anni è rimasta al palo. Grazie. Remo Tajoli. Ma siamo d'accordo anche noi sul fatto di ampliare la banda larga, quindi di portarla se possibile non solo in zona industriale, come ha detto Vantini, ma di portarla su tutto il territorio, perché anche altre attività lavorative che producono, come bar, come artigiani, come professionisti, hanno bisogno di avere questo tipo di servizio per restare ai livelli moderni di compatibilità della propria attività. Non avere questo servizio vuol dire ridurre la capacità propositiva dei nostri professionisti e quindi mettere in difficoltà il Paese e la parte produttiva del Paese. Perfetto. Un minuto esatto, prego Chieppe. Che dire, la connettività è una delle 5 stelle del movimento. Quasi tutto il programma nazionale, buona parte del programma nazionale è basato sulla connettività. Il wifi gratuito per tutti i cittadini italiani è da programma 5 Stelle nazionale, è da programma 5 Stelle locale dal 2012 e l'abbiamo già messo a programma e l'abbiamo già inserito a programma anche per quest'anno e per la prossima amministrazione. Per quanto riguarda la fibra ottica, tutti i lavori smart vengono effettuati prevalentemente a casa, quindi limitarsi alla zona industriale mi sembra limitare proprio la natura di questa tipologia di lavori. E basta, sì, ci siamo e è, ripeto, una delle nostre stelle fondanti. Grazie. Turella? Sì, io credo che per estendere la fibra ottica su tutto il territorio sia utile e proficuo ripercorrere quanto è stato fatto per la ZAI Lupatutina, cioè un accordo con un provider che faccia passare la fibra letteralmente nei cavidotti comunali. È ovvio che i provider sono aziende che lo fanno se hanno un ritorno e il ritorno per loro significa avere aziende e anche famiglie che sottoscrivono poi l'abbonamento per la fornitura di internet. Certamente è stato importante partire dalla ZAI perché per un'azienda, piccolo o grande che sia, avere l'internet veloce o ultra veloce significa per loro rimanere sul mercato, essere competitivi, creare e mantenere posti di lavoro.
È altrettanto importante però che arrivi a tutte le famiglie lupatotine, perché abbiamo studenti, tutti noi la utilizziamo, ed è insomma un servizio che una persona ormai si aspetta. Castaldello. La definizione di Smart City che noi troviamo è una definizione un po' più ampia che non semplicemente banda larga. Io aggiungerei anche Wi-Fi, perché diventa importante per tutti avere anche il Wi-Fi, non soltanto la banda larga, perché poi con la banda larga bisogna fare i contratti, con la fast bisogna fare i contratti. Invece noi dobbiamo dare la possibilità a tutti i cittadini di svilupparsi, a tutti i cittadini di avere relazioni, e oggi la connettività diventa importantissima. Il nostro progetto lo prevede, ma non solo. Partiamo da quello che ci dice il legislatore. Il legislatore ha voluto che fosse la pubblica amministrazione a dare l'esempio. Ora, sotto questo profilo partiamo da un livello bassissimo. Il nostro comune, che ha una buona macchina amministrativa, parte da un livello sotto zero. Iniziamo adesso a parlare di documenti informatici originali. Hanno dato le firme digitali pochi mesi fa, anzi meno di un mese fa, e mentre ci sono altri comuni, anche piccoli comuni, che da 2 anni sono partiti con i documenti originali elettronici. Crediamo che la pubblica amministrazione, a partire dal comune per il proprio comune, debba dare l'esempio. Bene, siamo quasi in chiusura. Partiamo ora da Vantini. Adesso raggruppo un paio di domande, che una può essere una risposta semplicemente sì o no, anche l'altra. 1 minuto per raggruppare le ultime 2 domande e poi ripartiremo con un appello agli elettori. Un cittadino ci scrive: carissimi candidati, sareste disposti a presentare per iscritto ogni vostra singola proposta, dando a quella un tempo massimo di realizzazione, firmando un documento dove viene comunicato che se non mantenete le vostre promesse darete le dimissioni con effetto immediato? Quindi questa è la prima domanda. La seconda, che invece sottoscrivo personalmente, in quanto sono un transitante tra San Giovanni Lupatotto in Transpolesana anche 2 o 3 volte al giorno. San Giovanni Lupatotto ha un tesoretto ogni anno grazie all'autovelox lungo la Transpolesana. Intendete mantenere questa discutibile fonte di finanziamento? Partiamo da Vantini. 2 domande e una risposta in 1 minuto. Sì, no. Sì, sì. Allora, sulla prima è sì, tant'è che non sapevo della domanda, noi siamo pronti, arriverà nelle case un opuscolo del nostro programma, come siamo in campagna elettorale, e c'è la mia firma dietro, quindi io la faccia ce la metto in tutto quello che dico, ce la metto anche nella visione di città che ho e che voglio comunicare ai cittadini, nessun problema su questo. Su quello che invece è l'aspetto dell'autovelox, la posizione è chiara, cioè rispetto alle tasse che sono un'imposizione, preferisco sempre un sistema discrezionale. Ci lamentiamo sempre di rispettare le regole. Rispettiamo le regole. Fai 90, non prendi la multa. Se ti metto le tasse le devi pagare. Se lì rispetti le regole, la multa non la prendi. Quindi molto meglio avere tasse molto più basse e più autovelox sul territorio. Paioli? Io ho cercato di fare promesse che siano realizzabili, sia dal punto di vista della copertura economica che dal punto di vista della tempistica che può riguardare l'arco di un'amministrazione. Sappiamo che per opere grandi, importanti, un'amministrazione sola, 5 anni non sono sufficienti, quasi sempre servono almeno 2 amministrazioni. Però io dico che negli impegni che mi sono preso per questa amministrazione sarei disponibile a sottoscrivere e a dimettermi se non riesco a portarli avanti e a portarli a termine nell'arco dell'amministrazione. Per quanto riguarda l'autovelox, è vero che è una forma di finanziamento discutibile, però se si toglie l'autovelox bisognerebbe mettere qualcos'altro per ridurre la velocità di chi passa in Transpolesana e che magari con il proprio atteggiamento disinvolto potrebbe creare dei disastri veri, e allora dopo piangeremo tutti. Prego.
sono disposto a dimettermi se non faccio quello che c'è al programma. Allora, se parliamo degli strumenti che porteranno la cittadinanza a essere coinvolta nelle scelte dell'amministrazione, se parliamo di quello che c'è al programma che riguarda la trasparenza verso i cittadini, se riguarda il bilancio partecipativo, quindi far scegliere al cittadino come gestire una quota del bilancio comunale, frazionato tra l'altro per le frazioni di Pozzo e Raldon per ora, sì, sono disposto a dimettermi se non riusciamo a fare queste cose. Per tutte le altre proposte, ripeto, siccome ci saranno questi strumenti e andremo a chiedere al cittadino se lo vogliono o non lo vogliono, magari le nostre proposte non piacciono ai cittadini lupatotini, perché magari siamo un gruppo ristretto come attivisti per ora. Se non riusciamo a far passare le nostre proposte, perché dimettermi? Io farò passare le proposte dei cittadini. Se poi non farò passare le proposte dei cittadini, sarà il Movimento 5 Stelle stesso che mi espellerà dal movimento. E allora sì, se il Movimento 5 Stelle mi espelle, sono pronto a dimettermi. Perfetto, grazie. Turella? Sì, sulla prima domanda è sì, anche se in realtà tutti noi l'abbiamo già fatto perché abbiamo firmato e sottoscritto un programma elettorale che è depositato in comune e quello rappresenta la nostra proposta di Lupatotini e con i tempi. Comunque se c'è bisogno di sottoscrivere qualcos'altro sono disponibile. La cosa dell'autovelox francamente non la capisco molto, non capisco perché viene definita una fonte discutibile. È una fonte che colpisce solamente chi non sta alle regole, chi mette a repentaglio la sicurezza propria, nostra e dei nostri familiari, correndo eccessivamente, perché quando quella volta è stata multata una macchina di grossa cilindrata che è passata ai 238 km/h, io credo che sia giusto e sacrosanto che sia stato multato in maniera salatissima e che le casse comunali e quindi tutti noi lupatotini ci guadagniamo da questo tipo di comportamento. Purtroppo purtroppo lo sottolineo, che non ci sia altro sistema per far andare alla giusta velocità le automobili, perché se non si rispettano le regole l'unico sistema è quello, che è ampiamente segnalato comunque. Castaldello? Io il programma l'ho firmato, non so se riuscirò a mandarvi a casa altri volantini firmati, anche perché io con 10.000 euro faccio fatica a fare un quarto di quello che fanno i miei colleghi con 5.000, però forse non sono bravo. Dopodiché voglio dirvi questo, il problema è quello della riscossione dell'autovelox. Io ho guardato il bilancio di previsione che ha fatto il commissario, ha fatto il bilancio di previsione 2016-2018, c'è una voce, fondo crediti di dubbia esigibilità, che drenerà per il 2016 1.963.000 euro, per il 2017 2.256.000 e avanti. Sapete perché? Perché non riusciamo, è l'effetto del fatto di non riscuotere quei crediti. Nel nostro programma ho scritto esattamente come faremo a riscuoterli, perché sono anni che non li riscuotiamo. Bene. Berbellini? Allora, la risposta alla prima domanda è sì, sono abituato a sottoscrivere e a firmare quello che faccio. Per quel che riguarda invece l'autovelox, io ritengo che debba essere interpretato come una cosa che fa prevenzione, e vorrei che fosse questo il messaggio dell'autovelox. Dovrebbe fare prevenzione. Chiaramente se passano dei veicoli a velocità sostenuta, a velocità superiore a quella che è prevista, è anche corretto che gli venga inflitta una sanzione. Io ritengo che tutto ciò che proviene dalle multe dell'autovelox debba essere utilizzato per la sistemazione delle strade che ne hanno bisogno, e quindi ritengo che utilizzare una parte dei proventi dell'autovelox per altri capitoli non sia corretto. Se io sarò amministratore, utilizzeremo tutto ciò che proviene dall'autovelox per sistemare le strade.
Quando le strade saranno a posto, allora penseremo a utilizzare quei soldi per altri capitoli che decideremo insieme con tutti i cittadini. Allora, abbiamo capito che l'autovelox a San Giovanni Lupatotto resterà, allora magari, vista l'importanza della prevenzione, mettetevi d'accordo con il comune di Zevio che 100 metri più avanti non faccia prevenzione anche Zevio. Allora, partiamo adesso ad un appello agli elettori perché devono votare per voi. Vi diamo 2 minuti a testa, convincete chi ci sta seguendo in streaming dal sito dell'Arena o chi ci sta seguendo da Telearena. 2 minuti a testa, siamo pronti, il vostro appello ai lupatotini per andare al voto e per votarvi. Io chiedo ai cittadini di votare per chi ritengono sia migliore come sindaco, quindi nessuna forzatura su nessuno. Io ritengo di poter essere votato per la serietà che ho messo finora nella mia azione amministrativa, per la passione che ho messo, per aver mantenuto quando sono stato sindaco le promesse fatte e che sono tuttora visibili, e credo anche perché è importante avere persone che conoscono l'amministrazione nel vero senso della parola e conoscono il paese altrettanto bene. È chiaro che ognuno di noi riteniamo di essere il migliore, se no non saremmo qui. E anch'io penso di avere delle chance diverse da quelle degli altri candidati a sindaco. So che loro hanno i loro punti di forza e tocca a voi scoprirli. Io vi dico i miei, come ho detto prima: passione, esperienza e disponibilità a mettermi in gioco per il mio paese. Grazie. Chiepe, prego. Perché votare per me? Se fosse da votare solo per me, non votatemi. Votate il sistema del Movimento 5 Stelle, quello che porterà a voi a fare politica, voi a essere informati, voi ad avere gli strumenti per agire sull'amministrazione, voi a capire come funziona l'amministrazione, porterà voi a sapere dove vengono spesi i vostri soldi, i nostri soldi, i soldi di tutti noi. Quello è il 5 Stelle, non sono io, non è Andrea Chieppe. Andrea Chieppe è stato scelto sì dal gruppo ristretto degli attivisti, perché ho sempre ascoltato tutti gli attivisti. Io parto sempre col fatto che non ho ragione quando dialogo con una persona, perché dialogando con il pensiero di non avere ragione posso ascoltare l'altro. Se io parto dicendo io ho ragione, si fa così e basta, non ascolterò mai gli altri. Non sarà un interlocutore per me il cittadino se farò così. Questo è il 5 Stelle, il cittadino che torna ad amministrare, non Andrea Chieppe. Grazie. Grazie. Daniele Turella. Io chiedo ai lupatotini di votare per me per 2 aspetti. Il primo è perché siamo una coalizione di liste civiche nate dall'entusiasmo e dalla volontà di molti lupatotini e raldonati di mettersi in gioco e di fare il bene della loro città. Essendo una coalizione di liste civiche non siamo legati né a movimenti né a partiti di carattere nazionale e quindi abbiamo studiato e predisposto e metteremo in atto un programma che è tarato specificamente per San Giovanni Lupatotto. Nessuno ci cala ricette dall'alto che potrebbero andare bene a livello nazionale o a Roma, ma San Giovanni Lupatotto è una cosa diversa. Il secondo aspetto per cui chiedo ai lupatotini di esprimere la loro preferenza per me è perché io sono nato e sempre vissuto San Giovanni Lupatotto. È il paese che amo, in cui vivo con la mia famiglia, con i miei figli,
In comune ho fatto tutta la gavetta, che è importante anche in amministrazione e in politica, perché si deve imparare. Ho fatto il consigliere comunale, l'assessore, il presidente del consiglio e il vice sindaco. Ho maturato quindi una significativa esperienza amministrativa e soprattutto adesso, dopo 10 mesi di commissariamento, c'è bisogno di far ripartire la macchina comunale in fretta, perché ci sono risorse importanti che non devono più andare sprecate, come è successo in questo periodo in cui è caduta l'amministrazione. Grazie Castaldello. Vorrei anzitutto che voi decideste dopo aver letto il programma, però io credo che questa coalizione, la coalizione che rappresento, abbia dei punti di forza. La mia candidatura non è imposta, non è una scelta mia, è la scelta di un gruppo, non ci sono personalismi. C'è stato un gruppo che ha discusso per mesi e poi mi ha chiesto, vi dico sinceramente, di fare un sacrificio. Io non faccio il politico di mestiere, faccio l'avvocato e sono contento di fare l'avvocato. Lo faccio volentieri, il politico, perché ho imparato ad amare questo paese e vi dico che lo faccio con grande entusiasmo, allo stesso modo in cui mi avete visto fare le battaglie in Consiglio Comunale contro l'approvazione dell'H bianca, contro l'approvazione di documenti che io ritenevo non corretti per una pubblica amministrazione. Mi occupo di pubblica amministrazione da quando avevo 20 anni, perché io sono entrato a lavorare in comune a Verona che avevo 22 anni. Sono stato dirigente in questo comune del servizio economico finanziario, vice segretario, responsabile dell'ufficio legale e per l'attività successiva come avvocato continuo a fare il consulente e l'avvocato dei comuni, per comuni anche importanti. Potrei citarne molti, ma non credo di essere Superman. La cosa bella e straordinaria di questo progetto è che c'è una squadra straordinaria. Ci sono persone che hanno deciso, ma non da adesso, perché non sono liste costruite adesso. Quelle liste sono liste che ci sono da 20 anni, da 25 anni, che hanno raggruppato anche ragazzi giovani, persone giovani, che hanno imparato da quelli che avevano più esperienza e che vogliono dare la loro passione, le loro capacità al nostro Paese. Dobbiamo, per uscirne da una situazione che non ritengo buona, dobbiamo mettere a disposizione le nostre competenze e la nostra passione. Grazie Castaldello. Perbellini. Allora, la domanda è perché votare per Bellini. Allora, molti cittadini di San Giovanni mi dicono che sono partito per ultimo, che siamo partiti con la campagna elettorale in ritardo, ma io ritengo che siamo partiti al momento giusto, ritengo che era questo il momento che si doveva iniziare a farci un po' di pubblicità e a farci conoscere. Perché votare per Bellini? Io dico, per il metodo con cui stiamo affrontando non solo la campagna elettorale, perché il mio metodo e il metodo della mia squadra è quello di affrontare, avere un metodo di lavoro che ci permetta di saper bene amministrare. Allora, uno degli argomenti che abbiamo portato in questi giorni è quello del libro dei cittadini. Abbiamo voluto questo libro dei cittadini, l'abbiamo nella nostra sede e io ho scritto la prima pagina e abbiamo chiesto ai cittadini di San Giovanni Lupatotto che ci vengano a scrivere le loro esigenze, le loro istanze. Molti cittadini sono già venuti, da qui al 5 di giugno ne verranno altri e cercheremo di completare questo libro. I cittadini, noi li stiamo leggendo, gli abbiamo detto guardate che questo libro una volta che saremo eletti ce lo porteremo all'interno del municipio e andremo a sfogliarcelo ogni giorno, ogni settimana per dare le risposte alle domande alle istanze che voi avete fatto. Nella prima pagina che io ho scritto che secondo me a San Giovanni Lupatotto è venuto meno in questi anni quel senso di comunità, quel senso di appartenenza e vuoi anche per il tema del fatto che è caduta l'amministrazione, vuoi anche, abbiamo notato che c'è una disaffezione nel senso di comunità, nel senso di appartenenza a San Giovanni. Ecco, questa è la mia proposta elettorale.
Io vorrei che ci riappropriassimo della comunità, del senso di comunità che ce lo ricordano i nostri cari, i nostri anziani. Grazie per Bellini. Concludiamo con Federico Vantini. Io ho amministrato 3 anni e come nel 2012 evito la parola promesse, non ci sono promesse, non c'è un sistema in cui vengo a raccogliere voti perché prometto questo, prometto quello. Io metto sul piatto una visione di città, che è quella visione di città che già nel 2012 è stata eletta, è stata voluta, una città che è pronta, una città che è predisposta al cambiamento, una città che ha capito che può muoversi in un modo diverso, che può dare valore al suo verde, una città che ha capito che può ritornare in società, negli spazi che ha, è una città che ha valore, che deve recuperare quell'identità che ha perso negli anni addietro. Io voglio questo, e però ve lo dico, io mi tolgo subito dalla figura di candidato sindaco, vi parlo da cittadino, come uno di voi. Questa è una città ferita, io sono ferito, voi siete feriti, è stato fatto un gesto assurdo, abbiamo perso 12 mesi di opportunità, abbiamo perso l'opportunità di avere le cose più materiali sotto casa, abbiamo perso l'opportunità di avere le cose più straordinarie che stavamo mettendo in campo, abbiamo perso queste. E io lo dico con franchezza nei vostri confronti. No, ho sbagliato, certo, posso anche aver sbagliato, ma non ho ceduto al compromesso, non ho ceduto e non ho truccato l'accordo che avevo con voi, con quei 5.000 rotti elettori che avevano detto che questa città può cambiare. E io credo che possa cambiare ancora questa città, che queste opportunità siano straordinarie e siano lì, siano a portata di mano, facciamole insieme, andiamo a raggiungerle insieme queste opportunità qui, perché voglio che ci regaliamo una delle cose più belle in assoluto, dobbiamo regalarcela, un'opportunità straordinaria, è quella di poterci regalare un giorno il poter dire a chi viene dopo di noi: questo l'ho fatto per te. Per questo chiedo di andare avanti con questa amministrazione, andiamo avanti e regaliamoci una città diversa. Benissimo, grazie. Grazie ai nostri candidati sindaco, grazie a voi che ci avete seguito. Da San Giovanni Lupatoto è tutto, quindi speriamo di aver fatto un servizio per conoscere meglio i candidati sindaco. Grazie e arrivederci.